Buongiorno, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto a Un Sorriso in Più Family. Io sono prontissima, non vedevo l'ora di stare nuovamente con voi. Allora, iniziamo, non perdiamo tempo, laviamoci le mani. Inizierò sempre con questi esercizi perché a me piace tantissimo per iniziare a riscaldarci un pochettino, perché anche è un movimento che facciamo spesso, lo sappiamo fare e perché poi il fatto di toccarci è una sensazione bellissima, bellissima, questa sensazione del contatto di noi stessi con la nostra pelle è molto bella, ci dà un po' di energia per iniziare. Allora, dobbiamo immaginarci che abbiamo un po' di sapone e che dobbiamo lavare bene le mani e tutte le nostre braccia. Ecco, dappertutto vi ricordo, ci facciamo dei bei massaggini, sopra, sotto, un braccio, l'altro braccio, ecco, di nuovo le mani, dorso, palmo, in mezzo alle dita, benissimo, e via 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 l'acqua è sceso, bello vero? Ecco, adesso continuiamo aprendo e chiudendo, apriamo e chiudiamo le dita delle mani, in questo modo, cerchiamo di aprirli bene 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 e di chiudere bene, apriamo e chiudiamo, apriamo e chiudiamo, apriamo e chiudiamo. E questo è un esercizio semplice, però importantissimo, perché con le nostre mani noi comunichiamo col mondo intero, salutiamo, mangiamo, prendiamo le cose, facciamo dei mestieri, facciamo delle cose, ci trucchiamo, ci pettiniamo, insomma, le mani sono importantissime, perciò dobbiamo anche con questi piccoli movimenti mantenere quei movimenti che ci servono per tutte le attività della vita quotidiana. Io tra l'emozione, tra il mio italiano che non è la mia madrelingua, ogni tanto sbaglio, però voi avete già capito che non dovete guardare tanto questo, se non il movimento delle mani o l'esercizio che vi sto proponendo. Ecco. Adesso manteniamo le mani ben aperte, poi uniamo il pollice, il popastrello del pollice con ognuno dei popastrelli delle altre dita in questo modo. Pollice si avvicina al mignolo e poi apriamo. Pollice, tutte e due si avvicinano al dito anulare, al popastrello del dito anulare e poi apriamo. Poi pollice con medio, apriamo, pollice con indice e apriamo. Di nuovo, pollice con mignolo e uniamo forte e apriamo, pollice con l'anulare, apriamo, pollice con il medio, apriamo, pollice con l'indice, apriamo e adesso uniamo tutti insieme, tutti i popastrelli e apriamo, uniamo tutti i popastrelli e apriamo, uniamo tutti i popastrelli e apriamo, uniamo tutti i popastrelli e apriamo e riposiamo un attimino. Bello, vero? Allora, chiudiamo i pugni e giriamo. Giriamo in un senso, 1, 2, 3, 4, 5 e poi nell'altro senso 1, 2, 3, 4, 5 e stop. Adesso lasciamo un po' riposare le braccia, le mani e iniziamo a fare qualche esercizio con le gambe. Alziamo una gamba e poi giù. Stendiamo bene questo ginocchio e poi giù e lo facciamo in modo alterno. La destra e poi la sinistra. Vi ricordate in spagnolo come si dice destra e sinistra? La derecha e la izquierda.
la derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda, derecha, izquierda, destra, sinistra, destra, sinistra e stop. Vi ricordo che dovete essere seduti e su una sedia comoda, stabile e cercando di essere il più diritto possibile. Allora alziamo la gamba destra e facciamo il movimento che vi ho spiegato la precedente volta in su e in giù della caviglia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio di gamba, sulla sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, di nuovo la destra e giriamo, disegniamo dei bei cerchi e 1, 2, 3, 4, 5 e torniamo indietro, 1, 2, 3, 4, 5, giù, cambio di gamba, adesso con la sinistra e giriamo. Cerchiamo di tenere il ginocchio il più possibile dritto, il più diritto possibile. E 5 e torniamo indietro, 1, 2, 3, 4, 5 e giù. E si riposa un pochettino. Adesso continuiamo con gli esercizi alle braccia. Adesso braccia tutte e due giù, gomiti cerchiamo di tenere il più possibile in contatto col nostro corpo, il palmo della mano guardando in avanti, pieghiamo solo i gomiti e andiamo a toccare le spalle in questo modo, perciò il movimento cerchiamo di farlo il più puro possibile a livello del gomito, senza alzare le spalle, questo no, dobbiamo proprio fare così, gomiti sempre in contatto con il nostro corpo e pieghiamo solamente i gomiti in questo modo, palmo della mano in su, 1, 2, 3, forza che ce la facciamo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riposiamo. Benissimo. Allora, facciamo un po' di esercizi per le spalle. Cerchiamo di tenere le braccia di fianco in fianco al nostro corpo. Se avete una sedia con l'avambraccio, cercate comunque di tenere le braccia il più rilassate possibile e sciolte. E poi andiamo su con le spalle e poi giù. Andiamo su, sempre schiena dritta, andiamo su con le spalle e poi giù. Prendiamo aria, solleviamo le spalle e poi buttiamo l'aria dalla bocca soffiando e intanto che facciamo il movimento di portare giù le spalle. È bellissimo perché questo mi rilassa, anche se è un esercizio un po' impegnativo il portare sulle spalle, poi il senso di tirare fuori l'aria dalla bocca soffiando e abbassare le spalle è proprio un rilassamento. Di nuovo su e poi giù.
e giù. Adesso un po' più impegnativo, vi invito a fare dei cerchi con le spalle, perciò portiamo tutte e due le spalle in avanti, poi su, poi indietro, cercando di unire le scapole dietro, questi due osicini piatti che abbiamo dietro la schiena, e poi giù. Di nuovo davanti, su, indietro e giù. Mi metto un po' così. Avanti, su, indietro e giù. Avanti, su, indietro, giù, e siamo pronti per tornare indietro, indietro, su, avanti, giù, indietro, su, avanti, giù, indietro, su, avanti, giù, indietro, su, avanti, giù, e riposiamo. Che bello! Facciamo un bel respiro profondo, comunque per rilassarci un attimino. Prendiamo tanta aria dal naso e poi buttiamo l'aria dalla bocca soffiando come se dovessimo spegnere le candelline di una torta. Ancora una volta. E poi soffiando. Benissimo. Adesso riposiamo le braccia e andiamo con le gambe. Su di nuovo le gambe e facciamo la nuotatina che abbiamo fatto l'altra volta, vi ricordate? Ecco, una nuotatina, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. E si riposa, riposiamo. Adesso alziamo nuovamente le gambe e apriamo e chiudiamo in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Cerchiamo di fare gli esercizi nel migliore dei modi, però se presentiamo magari qualche dolore o qualche limitazione nell'articolazione, vi ricordo che comunque dobbiamo fermarci prima che inizi questo dolore o diciamo cerchiamo di non affaticare un'articolazione che abbiamo eventualmente qualche difficoltà o qualche situazione particolare. Adesso riposiamo un po' le gambe e andiamo di nuovo con le braccia. Vi invito a posizionare le mani sulle spalle e andare davanti in questo modo, che voi già sapete fare questo esercizio. Cerchiamo di tenere le mani all'altezza delle spalle. Ecco, 4. Li portiamo in avanti e poi torniamo alla posizione iniziale. 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi una va e una viene, una va, avanti, indietro, poi tutte e due davanti e apriamo e chiudiamo 5 volte le mani. 1, forza, 2, 3, 4, 5, attenzione, apriamo le braccia e di nuovo apriamo e chiudiamo le dita delle mani. 2, 3, 4, 5 e stop. Bello, vero? Facciamo un po' di fatica, però poi ci sentiamo bene. Vi propongo di ripetere questo esercizio. Vi va? Ok. Mani alle spalle, poi davanti e poi apriamo e chiudiamo 5 volte. 2, 3, 4, 5, poi apriamo le braccia. 1,
2, 3, 4, 5 e ci abbracciamo. Forte, 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 forte. E poi apriamo. 1, forte, 2, forte ma che bravi che siete, 3, forte, 4 e 5 e stop. E ci rilassiamo un pochettino, anche io mi stanco, Allora, come va? Spero tutto bene, tutti bene e che sfruttate come me di questo bel momento, perché veramente mi fa tanto tanto piacere stare qui con voi. Allora, alziamo una gamba, possiamo aiutarci con le mani e poi l'altra. Questo esercizio, anche questo già lo sapete, però adesso che tocca le gambe, perché abbiamo fatto un po' di esercizio con le braccia e stiamo cercando di riposare le braccia, di fare esercizio con le gambe, e facciamo questo esercizio. Benissimo, perché dopo noi ci aiuteremo con le braccia, lo faremo da soli e su e andiamo in modo lento, andiamo al passo, al passo, al passo, facciamo una passeggiatina tranquilla, leggera, in pianura, andiamo al passo, poi al trotto, andiamo un po' al trotto, forza, forza, un pochettino più veloce, trottando al trotto, al trotto. Siamo pronti? Siamo caldi? Andiamo al galoppo, forza, 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 forza e stop! Stop! Bello, vero? E ci riposiamo. Prendiamo un bel respiro profondo, facciamo un bel respiro profondo. Il ricordo dentro dal naso e poi soffiando. Di nuovo, dentro dal naso, riempiamo bene tutti i polmoni e poi benissimo. Adesso, intanto che riposiamo un po' le gambe, perché questo esercizio precedente è stato un pochettino impegnativo, facciamo il ballo del tic-tac. Tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta. Ecco, così si vede meglio. E adesso lo facciamo, se la gamba destra alza la punta, la sinistra alza il tacco e poi al contrario e al contrario. Destra alza la punta, sinistra il tacco e poi al contrario. Destra alza il tacco, sinistra la punta. Cambio. Cercate di concentrarvi perché questo è anche un esercizio di coordinazione. Cambio. 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 Forza. Se vi concentrate bene, ce la fate. E se per qualche motivo non ce la fate subito, allora vi lascio questo compito, perché c'è chi ci riesce subito e chi magari ha un pochettino più di difficoltà, però basta concentrarci e vedrete che riusciremo tutti. Ecco il mio spagnolo che ogni tanto arriva, ma voi lo avete già capito, perciò fate finta di niente. Bello, vero questo esercizio? E stop. Allora, mani sulle ginocchia e ci rilassiamo e andiamo giù, 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 fin dove riusciamo a cercare di toccare le caviglie. E poi torniamo
così lo vedete anche da un'altra prospettiva. Andiamo giù, 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 giù. Ecco. E poi su. Benissimo. Andiamo giù, cerchiamo di rilassarci. Andiamo giù, 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 giù. E poi di nuovo su. Ecco, a me viene istintivo chiudere gli occhi, per ognuno fa come si sente più rilassato. Andiamo giù. Poi su. Approfittiamo anche in questo esercizio di tenere il contatto delle nostre mani con le nostre gambe, sentire quella sensazione proprio di contatto, di massaggio, di volerci bene, ecco, questa è la cosa più importante, o una delle cose più importanti. Ancora uno, andiamo giù, 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 rilassati, bene giù, poi su. E adesso vi propongo di posizionare le due mani sul ginocchio, in questo punto sinistro, così riuscite a vedere bene l'esercizio, e cerchiamo di andare giù. Questo è un pochettino più impegnativo, perché dobbiamo cercare di andare giù dalla parte laterale, così dobbiamo fare un movimento per allungare un po' tutta questa parte, ed è un po' più impegnativo, però cerchiamo di fare quello che riusciamo a fare. Di nuovo giù, in modo molto lento, e vi ricordo una sedia stabile. Poi di nuovo giù. Ecco. Poi su, e poi cambiamo di gamba, perciò tutte e due le mani posizionate sul ginocchio, a questo punto il mio è il destro, e andiamo lateralmente a toccare tutta la parte laterale della gamba e poi su. Di nuovo giù. Poi su. Di nuovo giù, poi su, e riposiamo. Adesso muoviamo un po' la testa, la cervicale. Attenzione, movimenti molto delicati, molto dolci, cercando sempre di tenere le spalle e le mani appoggiate, in modo che le spalle siano ben rilassate, no? Se cerchiamo anche di appoggiare un pochettino la schiena, braccia rilassate, in modo che le spalle siano rilassate, possiamo chiudere gli occhi e andare lentamente in avanti, lentamente in avanti. E poi torniamo su alla posizione iniziale senza andare indietro con la testa. Faccio vedere. Andiamo giù lentamente, come per dire sì. Poi su, e portiamo la testa alla posizione iniziale. Di nuovo giù, lentamente, occhi chiusi. A me viene istintivo chiudere gli occhi,
lasciamo cadere un po', ben rilassata, che la testa ha il suo peso, perciò con la forza della gravità va un po' giù, se la lasciamo proprio andare e la rilassiamo e poi su. Benissimo. Adesso facciamo l'esercizio di dire no, perciò il mento va verso la spalla sinistra e poi il mento va verso la spalla destra, in modo molto lento, adagio e suave, delicato deve essere il movimento. Di nuovo va verso la spalla sinistra, poi la destra, ancora una volta il movimento della testa come per dire no. E torniamo alla posizione iniziale. Apriamo gli occhi, facciamo un bel respiro profondo, dentro tanta aria dal naso, cerchiamo di riempire tutti i polmoni e non solo la parte di sopra, tutto, tutto. Gonfiamo questi polmoni come un palloncino e poi fuori dalla bocca soffiando. Di nuovo vi invito a prendere aria e alzare le braccia. Benissimo, e poi ancora una volta, tanta aria e poi soffiando. Benissimo. Io vi ringrazio di cuore per essere stati qui con me, per avermi fatto compagnia e sono contentissima se per voi questo momento è un momento di gioia e allegria, e vi ricordo sempre che pensare un po' a noi e di fare qualcosa per noi stessi è molto importante, perché noi valiamo tantissimo. Vi do un abbraccio proprio forte, 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 forte e vi aspetto per la prossima volta. Adesso un bel bicchiere d'acqua e tanta energia, perché abbiamo fatto qualcosa bellissima per noi e non solo voi, io, e per quello vi ringrazio. Alla prossima, un bacio!